Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. A Niscemi, bimba di 9 anni muore nello schianto dell'auto della mamma contro un muretto, gravemente feriti 2 fratellini di 7 e 4 anni e la donna che era alla guida. Già 5 le vittime in quel tratto di strada. A Catania, una settimana dall'esplosione, gli sfollati di Trappeto Nord attendono risposte per un alloggio stabile. L'accusa di un consigliere comunale: inammissibile che ancora si lavori per cercare la perdita di gas. Sicurezza, sempre a Catania, il prefetto istituisce 6 zone rosse. Si tratta di piazze e strade del centro storico particolarmente frequentate e a rischio. Ricoverata al CCPM di Taormina, è grave la bimba di 18 mesi che ha ingerito una piccola batteria. Da ieri al Policlinico di Messina un altro bimbo ustionato che aveva avvicinato alla bocca un cavo elettrico. Agrigento, capitale della cultura, l'ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, entra nel CDA della Fondazione ed è in lizza per la presidenza. Calciomercato, è ufficiale a Palermo l'arrivo di Magnani in Serie C. Il Catania ufficializza Dal Monte e lavora per rafforzare gli altri reparti. A Trapani, in casa Trapani è ancora caos, salta la panchina di Capuano, in arrivo Cangelosi. Buonasera, bentrovati da Sicilia 24, l'avete sentito nei titoli, c'è stato un grave incidente sulla strada provinciale 11 nei pressi di Niscemi, un incidente nel quale ha perso la vita una bimba di 9 anni, il ferimento poi grave della madre di 36 anni e dei 2 fratellini. La tragedia si è consumata questa mattina poco dopo le 8 in un tratto di strada che all'apparenza sembra innocuo ma che si è rivelato ancora una volta fatale. Sentiamo i particolari nel servizio di GR Italia. Tragedia della strada questa mattina poco dopo le 8 sulla SP11 appena fuori Niscemi. Un incidente violentissimo ha spezzato la vita della piccola Aurora, una bambina di 9 anni, e ha lasciato gravemente feriti la madre, 36 anni, e i suoi 2 fratellini di 7 e 4 anni. La mamma stava accompagnando i bambini a scuola come ogni giorno. La banda guidata dalla giovane mamma usciva proprio da quella curva quando, forse a causa dell'umidità della mattina che ha reso la strada molto scivolosa, ha perso il controllo. La macchina è andata in dessacoda, ha sbandato più volte e poi si è schiantata proprio qui, nell'angolo di questo muretto, dal lato passeggero. Dopo lo schianto, Aurora viene sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo diversi metri più in là, tra la polvere dello sterrato. A pochi passi, un gruppo di operai al lavoro in una villetta sente lo schianto, lasciano tutto e corrono, chiamano i soccorsi. Pochi minuti dopo arrivano le ambulanze del 118. Aurora è ancora lì, ma le sue condizioni sono gravissime. La trasportano al Vittorio Emanuele di Gela. I medici lottano per rianimarla, ma tutto è inutile. La madre, ferita in modo critico, viene ricoverata d'urgenza. I suoi 2 figli più piccoli, per fortuna, riportano solo lesioni lievi. Su quel tratto di strada, all'apparenza innocuo, si sono verificati numerosi incidenti mortali in pochissimo tempo, 5 vittime in 3 anni. La comunità locale non è sorpresa, come spiega Carmelo, un residente. Lui stesso, ormai rassegnato, ha dovuto installare dei catarifrangenti sul muretto di casa per evitare che le auto ci finiscano contro. Abbiamo raccolto le firme per poter fare qualcosa, almeno mettere dei velox, dei radar per impaurire un po'. L'unica cosa che hanno fatto, hanno messo il limite di velocità 40 e in più quelle segnaletiche che ti indicano la velocità a quanto corre. Ma a me mi sembra una cosa che giustifica ancora di più a correre più veloce, al contrario di diminuire. Gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi hanno eseguito in mattinata i rilievi, gli accertamenti investigativi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Con loro i vigili del fuoco, i militari del reparto territoriale di Gela, dal comando stazione di Niscemi, con il supporto della polizia municipale. È stata archiviata la posizione del dottore Filippo Zerilli, ex primario del reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Zerilli era stato indagato nel febbraio del 2023 nell'ambito dell'inchiesta sui favoreggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Il medico era accusato di aver sottoposto il capomafia ad alcuni esami. E adesso andiamo avanti con le vicende, con la vicenda dell'esplosione che c'è stata a Trappeto Nord. Ancora i residenti attendono delle soluzioni rispetto a quelle che sono le emergenze abitative. C'è un consigliere comunale che accusa inammissibile che ancora si lavori per cercare la perdita di gas. Sentiamo Tonino De Mana.
Prima la visita al camping sul viale Kennedy dove sono alloggiati, poi l'incontro al comune per cercare di trovare una soluzione e soprattutto un alloggio. Nuovo faccia a faccia tra il sindaco Trantino e una delegazione di sfollati rimasti senza casa dopo la terribile esplosione provocata da una fuga di gas che ha squarciato 2 palazzine nel quartiere Trappeto Nord. Sono 28 le famiglie senza alloggio, 4 in meno rispetto alle 32 iniziali, e per loro durante il tavolo tecnico convocato in municipio, cui si riferiscono le immagini, è stata avanzata l'ipotesi di un trasferimento presso un istituto religioso a San Cristoforo. Marginale invece la possibilità di trovare una sistemazione temporanea in alcuni alloggi delle forze dell'ordine a Librino. Si vedrà. Intanto, a distanza di una settimana dall'esplosione, in migliaia sono ancora senza gas. La cosa più grave non è soltanto che le famiglie non lo sanno, non lo sappiamo neanche noi consiglieri. Abbiamo posto domande nelle commissioni, abbiamo chiesto chiarimenti. Ancora nessuno è venuto a riferirci in commissione qual è l'azione che sta compiendo l'amministrazione insieme alla Catania Rete Gas. È passata una settimana e ancora si cerca di individuare la perdita di gas. L'azienda conosce la rete, non esistono dei bypass, non esistono dei sistemi che consentano di ridistribuire di nuovo la fornitura in maniera diversificata, isolando le aree che sono state colpite dall'esplosione. Tanto è vero che al Policlinico hanno dovuto utilizzare il carro bombolaio perché non possono ripristinare la fornitura di gas, e questo è davvero grave. Vorrei capire poi i costi di questo intervento chi li pagherà? La Catania Rete Gas, e gli eventuali risarcimenti per il disservizio che è stato arrecato ai cittadini chi lo pagherà? La Catania Rete Gas. Cosa facciamo con tutti questi debiti poi in futuro? Mandiamo all'aria una partecipata del Comune? La Procura di Catania indaga per disastro colposo. Presentata anche un'interrogazione urgente al governo regionale. E intanto andiamo alle agenzie. Un'anziana è morta in un incendio divampato per cause in corso di accertamento nella sua stanza all'interno della comunità terapeutica riabilitativa Villa Verde di Catania, in cui era ospite. La struttura si trova in via Nuova Lucello, accanto alla circonvallazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le indagini del caso sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Piazza Verga, coordinati dal PM di turno, la sostituta procuratrice Assunta Musella. Sempre a Catania, con una ordinanza, il prefetto istituisce 6 zone rosse. Si tratta di piazze e strade del centro storico particolarmente frequentate e a rischio sicurezza. Luca Ciliberti. 6 zone rosse a Catania a partire dai giorni di Sant'Agata fino a tutto il periodo pasquale, per permettere a tutti di fruire di alcune piazze e di alcune strade in aree strategiche della città in piena sicurezza. L'ordinanza firmata dal prefetto Maria Carmela Librizzi dispone il divieto di stazionamento in alcune zone della città a soggetti che, si legge nel dispositivo, assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Le zone rosse sono state istituite alla stazione centrale, in piazza Papa Giovanni XXIII e in piazza Borsellino vicino al porto, e nelle centrali piazze Duomo, Università, Bellini, Stesicoro e alla Villa Bellini. In particolare, sulla base dei dati in possesso delle forze di polizia, riferiti tra l'altro anche all'andamento dell'indice di criminalità urbana, il questore, su indicazione del prefetto, ha costituito un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato anche i carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia locale, con il compito di individuare le aree del capoluogo caratterizzate da maggiore esposizione a rischi per la sicurezza. L'ordinanza, in vigore dal 1 febbraio fino al 30 aprile, spiega la prefettura, risponde a specifiche direttive del Ministro dell'Interno in tema di sicurezza urbana per assicurare misure sempre più efficaci di contrasto alla criminalità diffusa e alla piena fruibilità di spazi pubblici da parte dei cittadini. La scelta è stata preceduta e valutata all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alle quali ha partecipato anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino. E adesso ci occupiamo degli incidenti che sono capitati a 2 bimbi. Si trovano tutti e 2 ricoverati a Messina, uno l'altro a Taormina, dopo aver ingerito un filo elettrico, uno e l'altro una batteria piccola. Sentiamo i particolari nel servizio di Francesco Triolo per capire anche quali sono le loro condizioni. Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in gravi condizioni al CCPM di Taormina per aver ingerito quella che sembrava una monetina, ma che poi si è rivelata essere una batteria a bottone che nello stomaco ha rilasciato gli acidi, causandole una profonda fistola e compromettendo seriamente il tratto gastrointestinale. A Taormina la bimba è stata trasferita dopo essere stata operata all'ospedale Garibaldinesima di Catania, dove era arrivata dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro. La bambina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico
chirurgico nel reparto di gastroenterologia. I medici le hanno estratto il corpo estraneo con un intervento in endoscopia, un'operazione durata 3 ore con gli acidi della pila particolarmente corrosivi che avrebbero danneggiato gli organi interni. Tolta la batteria, la bimba è adesso ricoverata in prognosi riservata al CCPM di Taormina per un monitoraggio intensivo della situazione e scongiurare che possano esserci interessamenti agli organi adiacenti come l'aorta e la trachea a causa della reazione chimica che ha provocato una lesione tra l'arco aortico e l'esofago. Le batterie a bottone rappresentano infatti un grave pericolo per i bambini piccoli, spesso attratti dalle loro dimensioni ridotte e dal loro aspetto. Le lesioni da ingestioni accidentali di batterie in realtà sono lesioni che possono essere estremamente pericolose e dipendono molto dalla sede della lesione, quindi, e dal tempo di esposizione della carica elettrica. Le lesioni sono gravi quando interessano strutture vascolari, l'apparato digestivo, l'apparato respiratorio. Stabili invece le condizioni del bimbo di 2 anni originario di Scicli, ricoverato al reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina in prognosi riservata per ustioni alla bocca e al cavo orale. Il piccolo, arrivato dall'ospedale maggiore di Modica, eludendo il controllo dei genitori, avrebbe messo in bocca un filo elettrico che avrebbe rilasciato una scarica improvvisa. È in stretta osservazione, intubato precauzionalmente per proteggere le vie aeree. Torniamo di nuovo alle agenzie. Il governo Meloni ha votato la delibera proposta dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci, con la quale si interviene con circa 9 milioni a favore della regione siciliana a seguito dei gravi incendi e della eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio del 2023 hanno interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Lo stanziamento di oggi, spiega Musumeci, consistente per l'esattezza in 8.950.000 euro, si aggiunge ai 6 milioni e passa decisi nel febbraio dello scorso anno, sempre per la stessa calamità. Adesso parliamo ancora di Agrigento, capitale della cultura 2025. L'ex prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta verso la presidenza della Fondazione. Davide Sardo. L'ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, entra nel consiglio di amministrazione della Fondazione Agrigento 2025. Il suo nome è stato proposto dal presidente dell'Empedocle Consorzio Universitario Giovanni Perino, uno dei soci fondatori. La Cucinotta, che ha accettato l'incarico, potrebbe presto assumere la presidenza dell'ente responsabile della gestione delle attività legate al titolo di capitale italiana della cultura. La sua nomina sarà sottoposta a votazione a maggioranza dal consiglio di amministrazione della Fondazione. La decisione arriva a seguito delle dimissioni di Giacomo Minio, richieste nei giorni scorsi dal sindaco di Agrigento Francesco Micciche. L'incarico però si inserisce in un quadro politico delicato, con molti interrogativi sui voti necessari e sulle implicazioni di quello che appare come un commissariamento indiretto dell'ente, sostenuto dal presidente della regione Renato Schifani. Un cambio ai vertici che segna una nuova fase per la fondazione, chiamata a guidare un evento di grande rilevanza culturale e territoriale. Per noi adesso c'è una breve sosta, torniamo fra poco con le altre notizie. Siamo di nuovo insieme, torniamo ad occuparci di crisi idrica. Caltanissetta praticamente è senza fine questa emergenza. Nuove interruzioni per interventi da parte di Sicilacque hanno spinto il sindaco a chiedere ufficialmente all'ente gestore che la problematica venga risolta una volta per tutte. Sentiamo Rita Cinardi. È una crisi idrica senza fine quella che stanno vivendo da mesi i residenti di Caltanissetta, dove ancora oggi, nonostante gli invasi siano tornati a riempirsi, continua ad essere troppo presto per gioire. Questa volta a prendere in mano le redini della situazione, rivolgendosi proprio a Siciliacque, il sindaco Walter Tesauro, che si è detto stanco per una rete colabrodo che non fa che arrecare gravi disservizi alla città di Caltanissetta. Quello che viviamo è un quotidiano paradosso, perché dopo tanti mesi di siccità finalmente abbiamo l'acqua nelle vasche di raccolta, ma i nostri rubinetti continuano a restare asciutti per un disservizio strutturale, ha detto il sindaco Tesauro, che chiede a Siciliacque di sistemare la rete definitivamente per garantire ai cittadini una distribuzione costante. Vogliamo conoscere, ha detto Tesauro, i motivi che portano l'ente gestore a non intervenire con azioni efficaci e risolutive, facendo subire a utenti, privati e imprese un'interruzione periodica e un conseguente disservizio dovuto ad acqua che inevitabilmente arriva non potabile. Ciò aumenta il tempo di carenza idrica e sporca le vasche di raccolta.
Ultima pagina, da venerdì prossimo e fino al prossimo 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti verrà allestita la mostra Mater Agata, pizzi, sete, merletti per abiti artistici che raccontano la storia della patrona di Catania, Simona Mazzone. 117 abiti capolavori sartoriali che raccontano con arte e maestria storia e tradizione di Mater Agata, la santa patrona di Catania. Una mostra straordinaria arricchita anche da gioielli, giunta alla 23esima edizione, organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania e curata da Liliana Nigro, docente di storia del costume per lo spettacolo. Questi sono 12 abiti scelti dalle precedenti edizioni e indossati dalle modelle a Palazzo degli Elefanti in un'anteprima dell'evento, mentre tanta attesa resta per il nuovo allestimento. Questa mostra credo che sia il risultato di un percorso emotivo che ha legato la docente e gli studenti e che credo sarà veramente un regalo, un omaggio a questa figura di santa che rafforza l'identità di questo territorio e della sua popolazione. Novità di quest'anno è la partecipazione di 43 associazioni umanitarie che sostengono l'iniziativa. Inoltre 5 strutture sanitarie private offriranno visite mediche gratuite a persone fragili e bisognose. Creazioni uniche, lussuose, imponenti, realizzate con sete, pizzi e merletti. Autentici capolavori sartoriali accompagnati altrettanto di autentici gioielli incredibili realizzati da Maurizio Fragalà, ormai nominato il gioielliere delle dive. Quindi abbiamo messo il connubio affettivo, religioso, culturale. Agata diventa madre di tutti, anche se vergine, però è l'abbraccio corale del suo popolo, perché Agata è di tutti e di tutti noi che ci crediamo, che portiamo avanti questa tradizione. La mostra sarà allestita a partire dal prossimo venerdì e fino al 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti con ingresso gratuito. Restiamo a Catania. Questo pomeriggio presso la Camera di Commercio si è tenuto il convegno L'isola e le sfide internazionali del 2025, un incontro promosso dalla Rotary Catania nel mese dedicato all'azione professionale e patrocinato dalla Camera del Sud-Est Sicilia. Presenti il presidente dell'ARS Galvagno, l'eurodeputato Marco Falcone, tra gli altri per l'appunto intervenuti nel pomeriggio. E adesso per noi c'è un'altra breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo, stavolta con la pagina dello sport. Parleremo di calcio, mercato e non solo. Adesso è il momento dello sport, partiamo dal calciomercato. Il Palermo ha annunciato l'arrivo in maniera ufficiale del giocatore Magnani, attende adesso che il Venezia trovi il sostituto di Poyanpalo prima che il giocatore finlandese si possa trasferire per l'appunto a Palermo. Intanto il Catania, dopo l'arrivo di Del Monte, prova a chiudere altri colpi per rinforzare l'organico. Semaforo verde per Magnani, giallo per Poyanpalo in casa Palermo, il difensore rosanero, mentre per l'attaccante bisognerà aspettare che il Venezia trovi il sostituto. Il finlandese ha giocato anche l'ultimo match dei Lagunari contro il Verona, dunque potrebbe essere necessario del tempo in più. In C, ufficiale, Dal Monte al Catania, primo innesto della settimana conclusiva del mercato, classe 1997, scuola cesena, con cui ha anche esordito in Serie A. Ha giocato anche in B, 42 presenze e 5 gol per lui, e prima dell'esperienza in Campania anche con Vicenza e Spal, oltre che nella Super League elvetica con il Lugano. Dal Monte, che indosserà la maglia numero 77, è un giocatore che nel modulo di Toscano può andare a ricoprire il ruolo di trequartista o insieme a Stoppa o anche da solo alle spalle di due punte. Arriva in prestito dalla Salernitana. A proposito di attaccanti, a Cerignola domenica i rossazzurri si ritroveranno di fronte ad Andrea. Ne ha parlato così a corner l'allenatore dei pugliesi, Peppe Raffaele. Posso dire che se non riuscite a incidere a Catania, un po' di demerito anche lui, però è una piazza, Catania, dove fino a quando non si lotterà per vincere tutti vanno in difficoltà negli ultimi 2 anni. Altro mercato del Catania, in difesa soprattutto Pagliai, ma anche Allegretto sono 2 obiettivi. Con il Picerno, che può liberare l'esterno avendo preso salvo dal Messina. Continuano a piacere Stramaccioni e Pieraccini, così come in attacco oltre a Finotto c'è Ongaro del Novara, 7 gol nella prima parte di stagione. Resta in lontananza un'ipotesi Patierno dopo l'arrivo di Lescano all'Avellino. Potrebbero partire Rapisarda, che piace al Latina, e Gega, che interesserebbe alla Lucchese e al Foggia. Non c'è pace per la panchina del Trapani, è stato esonerato anche Ziolino Capuana a prendere il posto del tecnico palermitano Vincenzo Cangelosi.
Non c'è due senza tre, dice il proverbio, e il Trapani non è da meno, perché dopo Alfio Torrisi e Salvatore Aronica fa fuori anche Ezio Capuano, arrivato a metà dicembre, già caduto dalle grazie del presidente Antonini. Un esonero per giusta causa, precisa il presidente Granata, a seguito delle condotte irriguardose e delle gravi offese rivolte all'interno del gruppo squadra, che ha chiesto all'unanimità l'esonero del tecnico. Da ciò si può dedurre il perché molti giocatori della rosa, Facundo Lescano compreso, abbiano chiesto di essere ceduti con il conseguente rifacimento dell'organico da cima a fondo. Anche i risultati non brillanti, ultimo dei quali la sconfitta per 2-0 di domenica con la Juventus Next Gen, hanno probabilmente inciso nella decisione di Antonini. Al posto di Capuano arriva Vincenzo Cangelosi, 61 anni, palermitano, per quasi 30 anni braccio destro di Zeman, nelle ultime 2 stagioni alla guida della Casertana, il primo anno in Serie D e lo scorso anno in C. Sul fronte mercato, ingaggiato l'attaccante norvegese Abel Steinrup, classe 2002, proveniente dal Top Os, squadra olandese di seconda divisione. Ma di arrivi ce ne saranno ancora degli altri. Adesso parliamo di futsal, perché la nazionale italiana è a Catania per il match d'esordio per le qualificazioni al campionato europeo 2026 contro la Bielorussia. Stamattina è stato presentato l'evento. I preparativi sono già cominciati e l'emozione è tanta per gli appassionati di uno sport che vede la Sicilia muoversi con successo in Europa. Catania abbraccia nuovamente l'Italia nell'esordio della nazionale per le qualificazioni all'Europeo 2026 di futsal, in programma giovedì alle 20 al Pala Catania contro la Bielorussia. Qualche anno fa era inimmaginabile tutto questo e oggi diventa realtà. Sono felice soprattutto di iniziare questo percorso che inizia a sapere e farlo qui a casa mia rende tutto questo ancora più magico. C'è tanta Catania in questa Italia, oltre al capitano Musumeci, anche il commissario tecnico Salvo Samperi. La cosa che posso immaginare è quell'emozione che vivrò nel momento in cui ci sarà l'inno d'Italia al Pala Catania davanti a tanta gente che conosco, quindi è assolutamente un'emozione unica, però un'emozione alla quale va abbinata una freddezza che poi sarà fondamentale per portare a casa i 3 punti. Entusiasmo e voglia di cominciare col piede giusto l'avventura europea da parte dell'Ital Futsal, che al Palazzo della Cultura di Catania ha presentato l'evento. Presente il presidente della Meta Catania, Enrico Musumeci, la squadra di futsal campione d'Italia e vincitrice della Supercoppa, a testimonianza di un movimento regionale che sembra proprio funzionare. Grazie al percorso iniziato 7 anni fa, si era una passione nostra, oggi si verifica quello che era impensabile, un sogno, cioè vincere uno scudetto con la città di Catania, vincere una Supercoppa, partecipare alla Champions League e ospitare la nazionale italiana che è diretta dal nostro ex allenatore, che è catanese pure, e la porta qui la divisione cui il nuovo presidente è un siciliano. È tutto, ci fermiamo qui con l'informazione. Grazie per averci seguito, l'augurio a tutti voi di una buona serata.